trattasse di un tema di età contemporanea, avevamo pensato di utilizzarlo come tema, diciamo così, frangiflutti per aprire il confronto su questi argomenti. Dopodiché è stato il primo a saltare, perché era il primo incontro che avremmo dovuto fare a marzo, forse era marzo, sì, e siamo comunque riusciti a recuperarlo. Dunque, noi abbiamo ormai alle spalle due cicli, il ciclo sull'età medievale e quello sull'età moderna, nel quale abbiamo affrontato e incontrato varie tipologie di confini. Ogni ospite ci ha dato un suo taglio, ci ha proposto delle considerazioni variabili sull'idea di confine, e quello di questa sera è un incontro che è veramente importante per due motivi. Primo, l'ospite. Come avrete modo di appurare tra breve, è uno storico. Sto cercando delle parole non troppo superlative, perché dopo mi dicono che faccio Tesso Santini, e quindi non va bene. Comunque Piero Brunello ha insegnato a Ca' Foscari, a Venezia, storia sociale. I suoi interessi si muovono sull'Ottocento, ha scritto cose importantissime sul 48, un recente libro, I colpi di scena è che 2018, si è interessato di anarchismo, si è interessato molto anche di mondo contemporaneo nostro, è un osservatore del presente. Ecco, sto leggendo in questi giorni un suo libro, che è una raccolta di interventi che si chiama Mestre Agognometro, in cui ci sono delle cose che non ci si aspetterebbe anche da chi come me lo conosce molto bene, alcune considerazioni ad esempio di carattere museologico, veramente sottili, ed è un libro molto bello che vi consiglio. Fa parte di un'associazione che mi piace ricordare, che è l'Associazione Storia Mestre, che è stata ospite qui in biblioteca l'anno scorso durante il nostro festival sul paesaggio, PSN. Potete seguire il sito, che è costantemente aggiornato sul web, e anche questo ve lo consiglio. Insomma, non mi dilungo oltre su questi aspetti, troverete anche appunto nel web molte informazioni a questo proposito. Noi questa sera parleremo di un libro che è questo qua, Trofei e prigionieri, una fotoricordo della colonizzazione in Brasile, ed è un libro bellissimo per tanti aspetti. Primo, perché si legge come un giallo, e in fondo, ne parlavamo la domenica, e in fondo è un po' un giallo che nasce da questa fotografia, che si interroga un po' sulle forme, sulle modalità, sulla rappresentazione anche della colonizzazione in Brasile. Il libro si muove tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e non è, attenzione, questo lo dico io, ma credo che lo dirà anche Piero, ma non è il frutto in un certo qual modo di un altro libro di Piero Brunello, pubblicato da Donzelli Editore, che è Pionieri, che è il primo libro che Piero ha dedicato a studiare il fenomeno della colonizzazione in Brasile. In quel libro, come ben si spiega nella premessa, non so se la chiamo premessa, introduzione del volume, era rimasta un po' sospesa in Piero l'approfondimento su questa foto che c'era, che sembrava raccontare qualcosa di immediatamente intuibile, in realtà molto più complesso e più, consentitemi questa parola, un po' più misterioso di quello che si possa credere, e che via via, tendendo i suoi lacci di detective, Piero Brunello progressivamente nel libro scopre e rivela. È un libro che a me, non so se è sbagliato dire questa cosa, ma la dico onestamente perché è quella che ho sentito leggendo questo libro. Di tanto in tanto mi dicevo questa frase: che cosa abbiamo fatto? Potrà suonare un po' retorica come frase, un po' come si può dire forse anche ingenua, ma io non mi sono occupato di questi temi da vicino. Tante cose sono state
autenticamente delle scoperte. E dall'altra parte, l'altra cosa che mi dicevo è: non avrei però voluto neppure essere un colono in quel contesto là. Insomma, è una situazione che adesso andremo a sentire descritta. Io vi ringrazio ancora per la presenza, sia chi è presente qui, in un momento peraltro in cui non si capisce se si va verso ulteriori restringimenti o no, e a chi invece ci segue in streaming. Grazie ancora, e passo subito la parola a Piero Brunello, che pregherei di parlare vicino al microfono. Se vuoi tenerlo, ma se... Ecco, a posto. Grazie, Piero Brunello. Grazie a voi, e mi unisco ai ringraziamenti che ha già fatto Matteo. Allora, questa è una foto che compare in un libro di un missionario torinese, piemontese, pubblicato nel 1904. Non si legge tanto bene, ma la didascalia che è nel libro è Ritorno dalla foresta con 3 piccoli selvaggi. Questa didascalia fa pensare a qualcosa, diciamo, di caritatevole. Ma sono degli uomini bianchi che hanno 3 piccoli selvaggi che accolgono, diciamo, nella società dei bianchi, nella nostra società. Allora, questo è stato l'origine di questo libro che Matteo ha citato, che è Pionieri, che è frutto di una ricerca degli anni '80, però lì ero interessato a capire a decostruire, come si dice, il discorso, cioè cosa sappiamo noi dell'emigrazione veneta, perché per lo più sono veneti in questo caso. Matteo, forse c'è qualcuno che chiede di spegnere qualche luce, che più si vede meglio, grazie. E quindi ero più interessato al discorso pubblico che si faceva e si fa. Adesso non sono tanto interessato, sempre se qualcuno naturalmente desidera discuterlo, però il mio interesse è per questa fotografia. Per esempio, è un fotomontaggio? Per esempio, come si chiamano quei bambini? Oppure, chi sono quegli uomini? Chi è il fotografo? C'è una storia dietro? Ci sono voci ora mute dietro questa fotografia? Che cosa dicono? Che cosa urlano? Che cosa gridano? Che cosa mormorano? Di che cosa si lamentano? Di chi accusano? Non lo so. Queste, ecco, domande un po' empiriche legate molto a questa fotografia. Semplicemente per dire, chi non conoscesse, dove si svolge, in che parte del Brasile, andrò su e giù nelle foto che mostrerò per mostrare. Questo è il Brasile, è un Atlante tedesco, ma insomma vedete sotto il sud è il Rio Grande do Sul. La storia che si svolge noi è in Santa Caterina, che è quella che è quello appena sopra. Questa è la zona di immigrazione italiana, veneta in grande parte, anche europea, polacca, tedesca naturalmente. Ecco, lo vedete? Santa Caterina sta in giù tra Rio de Janeiro e Porto Alegre. È questa cosa è una regione che si spinge dentro dalla città che si chiama Florianopolis all'interno, dove c'è una catena montuosa. Ecco, vedete? Più precisamente, Laguna e il porto è tra l'altro quella di Anita Garibaldi. Tubarão è la cittadina da cui si irradia, tedesca originariamente, da cui si irradia la colonizzazione, che va verso giù, verso Criciúma, Aranguá, eccetera. In mezzo ci stanno cittadine come, non so, Nuova Venezia e Urussanga, che è il luogo in cui si svolgono i fatti. Torniamo nella nostra foto. Ecco, nel 1991, io non avevo letto all'epoca questo libro, tra l'altro è un libro pubblicato a spese dell'autore, quindi è anche fatica da trovare.
un monsignore che si chiama Quinto Davide Baldessar pubblicò in Brasile appunto questo libro a proprie spese, in cui riconosceva il proprio nonno. Si chiamava Luigi, dice lui, in questa foto. È quello col bambino piccolo in braccio dietro, secondo lui. Addirittura, magnifico. Quale? Ah. Ecco, questo sarebbe nonno Luigi. In sostanza, Monsignor Baldessar vuole giustificare, credo, Luigi e i suoi fratelli che avevano partecipato a una spedizione nella foresta in cui avevano distrutto il villaggio, ucciso tutti e portato indietro i bambini. Questa era la storia che tutti sapevano e sanno in Brasile, in queste zone. Vuole giustificare lui, che si chiamava Luigi Baldessar come Monsignore, e un certo Natal Corral. Corral, non sapevo, ma insomma alla fine è uno da Mota di Livenza. E sono andato a vedere, è un cognome tuttora che si trova. Dunque, Monsignor Baldessar era nato a Urussanga da una famiglia di coloni veneti. I Baldessar vengono da Tambre e sono dei vicini di casa di Natal Corral. Lui non aveva conosciuto queste persone, aveva conosciuto solo nonno Luigi, ma non Natal Corral. Lui nasce 30 anni prima di quando questa foto venne fatta, secondo lui. Anni 90, questa foto, lui è dell'età dei miei genitori, insomma, lui nasce nel 1923. Erano i Natal Corral, il Corral e i Baldessar erano imparentati in modo che non possiamo trascurare. Vediamo allora come Monsignor Baldessar racconta la storia. Arrivano i Baldessar, come molti coloni, nel 1879, siamo ai primi anni della colonizzazione, sono tutte foreste dentro. I Baldessar avevano comprato 120 ettari di terra, cioè un sacco di terra che qui nessuno si sognava, diciamo. Baldessar dice, guardate, era terra degli indios. Lui si ricorda, nella terra dei Baldessar, una parete di roccia con una scala che saliva sulla roccia fin sopra, una specie di radura sopra, in cui c'era la capanna degli indios. Lui se li ricorda e dice, però, ai suoi tempi, che questi lavoravano in cambio di un po' di grappa, insomma, facevano lavori per la famiglia, lavori di manovalanza, diciamo, e agricoli. Ed erano, chi erano? Tribù, come si diceva allora, oggi diciamo, insomma, popolo, etnia, ma insomma non si usa tanto la parola, diciamo, ma tribù si usava, e anche all'epoca normalmente, che si chiama Botocudo. Tenete presente questo nome perché Botoche sono questi. Botoche è questo tappo che si mette nel labbro, si allarga sempre più, il labbro si dilata. È pieno, ho preso a caso, ma è pieno nei giornali europei dell'Ottocento, è pieno di stampe e litografie di questo tipo. Sono rappresentati, vedete? Questo qui sono rappresentati come cannibali. Questo qui è un pezzo di qualcosa che mangia, ma insomma piuttosto feroci, animaleschi, diciamo, come rappresentazione. Ecco, un po' a caso, ma insomma è pieno i giornali. Poi i musei europei avevano, non so dove hanno messo i crani di Botocudo, mummie di Botocudo. Era fin dagli anni 40 all'Ottocento, ci sono a Parigi, ci sono. Oggi, non oggi, gli antropologi hanno cominciato a chiamarli Shokleng, e questo è il termine che piace di più agli interessati. Oggi non può dire uno un Botocudo. Diciamo, il termine di autodesignazione è Shokleng. Allora, dunque i Baldassare arrivano nel 79. Dopo 4 anni un giovane della famiglia, Baldassar, viene ucciso da una freccia. Stavano lavorando assieme i fratelli e il padre per costruire, questi coloni, la casa, una capanna di tronchi e una freccia dall'alto. Così morì Giovanni, fratello di nonno Luigi. La leggenda, sono molte leggende, sono proprio veri e propri cicli di leggende, dice che
che gli indios, che quello che uccise, l'indio che uccise il Baldassare era per vendicare, perché qualcuno di Baldassare aveva ucciso a sassate una ragazza di indios. Ma Monsignore Baldassare conosce la leggenda e dice non è vero, mai sentito parlarne in casa. Vabbè. Parecchi sono i coloni uccisi da frecce nei primi anni '80 in Orusanga, più o meno nella zona, erano tutti vicini di casa, più o meno vicino a questa capanna, tanto è vero che questa capanna, quando dopo l'uccisione di Giovanni con una freccia, spariscono tutti, non si fanno vedere per paura di qualche ritorsione. La foto. Che cosa dice Monsignor Baldassare della foto? Dice che fu scattata dopo una spedizione organizzata dal direttore della colonia, Nuova Venezia si chiamava la colonia, c'erano le compagnie di colonizzazione che prendevano dei vasti territori, lotizzavano, lo davano a famiglie di coloni europei, in questo caso italiani, in questo caso per lo più veneti, trentini, friulani, lombardi, ma Orusanga, Nuova Venezia, c'è anche Nuova Treviso per dire, tuttora c'è. Allora, dice, c'erano state queste uccisioni con le frecce che avevano ucciso dei coloni, poi c'erano razzie continue sui prodotti della terra, i coloni buttavano giù la foresta e piantavano mais, ritorsioni eccetera. Allora il direttore della colonia chiama Natal Coral, questa è la versione di Monsignor Baldassare, tenete conto che noi ne parliamo a distanza, cioè noi abbiamo testimonianze, non è che io sia là, voi siate là, cioè dobbiamo fidarci delle testimonianze che abbiamo e cercare di capirle, di analizzarle. Allora dice, chiama Natal Coral chiama i fratelli Baldassare e altri vicini, dozzina di persone, 10-12 diciamo, fanno 2 spedizioni solo per ritorsione, per farli scappare via. Non è vero, perché io ho visto, perché nei conti della direzione della compagnia di colonizzazione sono pagate altre spedizioni, queste venivano pagate, quindi c'era una contabilità, quindi questa non è vera. Quindi queste furono una delle spedizioni che il direttore della colonia organizzò, a volte pagò tra vicini di casa sostanzialmente. Dice anche l'anno, dice 1894 per dei conti che fa, eccetera. Dice come avvenne. Ciascuno aveva un coltello, una spingarda, di quelle che si caricano per la bocca davanti, avancarica. C'erano sì fucili a retrocarica, non è che non ci fossero, ma erano rari. Uno l'aveva il direttore della colonia, uno l'aveva Don Marzano, che è il missionario che scrive. Andavano tutti a caccia, e quindi il fucile era una roba piuttosto normale tra i coloni, oltre che per questi motivi, diciamo. Descrive le provviste di cibo, la farina, la polenta, la mandioca, la salsiccia, eccetera. 3 giorni di cammino sotto la pioggia, arrivano alla capanna, aspettano sotto la pioggia, sentono delle voci, attendono la notte, passa la notte, all'alba si appostano alle porte della capanna e fanno fuoco. E le persone che fuggono dalla capanna vengono uccise col coltello. Quando cessano i lamenti, sempre Monsignor Baldassare, gli uomini entrano, uccidono le persone rimaste, uomini e donne, e portano via 4 bambini. Un bambino si aggrappa ai piedi di nonno Luigi e non lo lasciò più. Questo dice è un ricordo di famiglia. Continua a piovere, gli uomini prendono oggetti, archi, cesti. Per esempio, perché hanno preso questi cesti? Per mostrare quanta forza avevano per portare questi uomini e queste donne. La loro idea era di portare cose che desse un po' l'impressione di che fossero i Botocudo, quindi ci sono oggetti che non capisco, ma c'è una pentola senz'altro, una specie di pentola, c'è un cesto senz'altro, poi ci sono lance
e archi da qualche parte. Eccolo qua. No, questa è una freccia lunga. Erano frecce molto lunghe, le misuravano i coloni perché sono 2 metri, roba terrificante. Con delle punte che non riesci più a estrarre. Portano via questi 4 persone. C'è anche una ragazzina, ma portandola nel tragitto per portarla a casa, uno dei fratelli di nonno Luigi, che è un certo Nicola, uno dei fratelli dice: la vorrei sposare questa ragazzina, un po' civilizzarla, sposarla. Il fratello Luigi non vuole, perché dice della razza che hanno ucciso tuo fratello e poi è una selvaggia, eccetera, e la fa scappare. Sempre Monsignor Baldassarri. Quello che si sa è che poi un gruppo di cacciatori torna indietro, racconta di aver visto qualcosa muoversi nella vegetazione e aver fatto fuoco, ma era la ragazzina. Magari è vero, ma scuse di questo tipo è pieno di documenti che io abbia trovato. Magari in questo caso è vero. Arrivano in paese, una piccola chiesa con uno spiazzo davanti, una località sempre all'interno di questa grande colonia che si chiama Urussanga. Molti vanno là, fanno festa, sparano in alto, bevono vino, cioè tutti vogliono vedere i bambini, poi erano molto incuriositi. Penso che poi, da quello che ho capito, poi pochissimo avevano visti indios. Dividevano all'epoca indios selvaggi e indios addomesticati, mansos e bravios. Pochissimi o nessuno aveva visto veramente quei selvaggi, quindi erano anche curiosi, diciamo, di vedere come fossero, come si comportavano, eccetera. Racconta con molti dettagli il viaggio che fanno a cavallo. Arrivano davanti a Urussanga, c'è il direttore che li aspetta, e questi presentano la prova su cui erano d'accordo. Un tanto ogni orecchio. Quindi rovesciano, avevano preso un giacchettone, dice sempre Monsignor, una manica di un giacchettone chiusa, con le orecchie e sale, le rovesciano, sono 62 orecchie. Direttore, secondo Baldassarri, rimane esterefatto e... io ho visto i suoi rapporti, sono sempre di questo tipo, questa compagnia va, non è detto che fossero sempre coloni, questa compagnia li va là e li mette in fuga. La parola è sempre affugentare, mettere in fuga. Non è uno che si vantasse, è chiaro, di queste cose, quindi non avrebbe mai potuto scrivere questa cosa in un rapporto, e non c'è, infatti. Allora, e li fece interrare lì vicino, e secondo Monsignor Baldassarri non pagò. Nella famiglia era rimasto il ricordo che il direttore non aveva pagato. A questo punto venne fatta la fotografia, dice lui. Io ho fatto dei calcoli, se voi vedete, delle congetture, secondo me quello non è nonno Luigi per molti motivi che poi nel libro riporto. Però mi interessava una cosa su cui si sofferma Monsignor Baldassarri, che ha dato origine al titolo che mi sono dato a questo incontro, che è Il colore dei capelli. Perché? Perché Monsignor Baldassarri si dilunga molto sul colore dei capelli dei fratelli di nonno Luigi. No, dei figli di Natal Coral. Perché? C'è una leggenda, c'era, credo sia tuttora viva in questa zona, ma negli anni 70 e 80 e 90 era molto viva, si trova dappertutto, che diceva questo: gli indios rapiscono la moglie di Natal Coral, una certa Maria Favero, detto Maria dei Faveri. La rapiscono, la portano nella foresta, lei torna con un bambino e è incinta. Prova il colore dei capelli. Tutti i figli di Natal Coral hanno i capelli castani, questi 2 hanno i capelli neri, e questa sarebbe la prova. Ora è molto interessante che Monsignor Baldassarri si dilunghi molto su questa leggenda per dire: non è vero, i figli di Natal Coral avevano i capelli castani, perché lo vedremo. A riprova di questa leggenda, che è molto diffusa, io questo l'ho trovato in una storia di una parrocchia di Urussanga, no? In un fumetto, adesso vi mostro. Eccola qua, rapimento,
Botocudos rapiscono la moglie di Natal Coral. 83, vedete la data, 1983. La vendetta. Natal Coral, coltello, spingarda. Bambini, a dito sulla sinistra, scusate, eccolo qua. Natal Coral, fucile e coltello, i bambini portati via. Le orecchie, lo sacco, persone esterrefatte, uno, e questo sarebbe il direttore. Allora, lui sostiene che questa leggenda non può essere verosimile. Per esempio, la leggenda racconta che lei, rapita, scrivesse dei messaggi sulla corteccia d'albero e le affidasse al fiume, alla corrente del fiume, per mandarlo ai suoi. Dice, è inverosimile, dice. Ma ci sono altre cose inverosimili in questa leggenda. Ma soprattutto lui dice, prima e dopo questi due, in mezzo a questi due coi capelli neri ce n'è uno di castano, quindi non può essere che sia frutto del rapimento, diciamo. Ecco. È interessante. Sviluppa, tutto il racconto di Monsignor Baldassar si sviluppa attorno a dei confini simbolici o reali. Al Monsignore preme innanzitutto togliere ogni dubbio sulla legittima discendenza patrilineare della sua famiglia. Questo è niente di nuovo, diciamo che ogni società patrilineare si fonda su questo, sulla legittimità della discendenza. No? Di qui la disanima scrupolosa del colore dei capelli, che è una specie di prova del DNA, più o meno ha la stessa funzione. Dietro questo c'è l'orrore della contaminazione razziale, che conosciamo essere costitutivo delle ideologie nazionaliste, leggi razziste in Italia del 1938, e è altrettanto costitutiva dell'ideologia della frontiera, in cui il pioniere è un capofamiglia che ha sostanzialmente in mano un'accetta per abbattere la foresta e nell'altra mano è un fucile, a portata di mano sempre, e la donna è madre dei suoi figli. Ho portato a esempio di questa, l'ideologia la conoscete, siamo cresciuti con questa, ma sono due dipinti di un pittore riograndense, cioè gaucho come dicono, di origine tedesca, si chiama Pedro Weingartner, che tra l'altro è stato molto in Italia, ha studiato a Roma, molto conosciuto in Italia, e fece un viaggio proprio in quest'anno nel 93-94, proprio in questi posti, e eccola qua, questa si trova nel comune, ho letto, nella sala del comune di Nuova Venezia. Questa è Nuova Venezia. E la vedete, l'ideologia è molto evidente, insomma. Lì è la serra in fondo, la serra dove si vive, nelle valli all'interno boscose e foreste vivono questi gruppi indios che vengono sempre più spinti verso l'altipiano. Per questo lì sopra corre un altipiano, tutto il Brasile, dall'alto dal nord a sud corre questa serra con sopra l'altipiano. Insomma, gli uomini sono lì che abbattono la foresta, non si vedono, e questa è la famiglia, la madre con i figli. Vedete? Il focolare, insomma. Pedro Weingartner è un pittore proprio in cui esprime tutti i valori gaucho, questo è l'uomo, diciamo, che va a cavallo con la moglie, eccetera. Vabbè, sempre la serra in fondo che proprio dà il significato di cosa sta avvenendo. È la colonizzazione che si spinge, questa è una frontiera mobile, è la frontiera agricola, come poi dirò, che è una frontiera mobile che fa avanzare, è un confine, ma un confine mobile perché ovviamente puoi avere gli avamposti. Dunque, negli anni 90, cioè una trentina di anni fa, una studiosa che vive e lavora in Santa Caterina, insegna in Santa Caterina, iniziò una ricerca sulle donne indie rapite dai bianchi.
e in Brasile si chiama prese al laccio. Questa è l'espressione. A lei premeva dimostrare che il discorso ufficiale, cioè dice noi siamo una società di bianchi, perché diciamo che Santa Caterina e Rio Grande do Sul, che sono il sud, diciamo, stati, diciamo, regioni, aree del Brasile, ha una immagine di sé come a una società bianca. A dire il vero penso che sia anche vero statisticamente, sono molti più bianchi che... Ma lei voleva dimostrare, perché è tutta colonizzata da europei, o italiani o tedeschi, per lo più. Voleva dimostrare che questa realtà, in realtà questo discorso ufficiale, nasconde il fatto che questa è una società meticcia. E quindi ha intervistato molte donne e solo alla fine, una volta che uno chiude il registratore, questi gli dicevano: guarda, mia nonna era india. E lei parte da un romanzo in cui c'è, ambientato tra fine 800 e primo 900, in cui la suocera è tedesca e la nuora è Botocudo, è Schocklang. E quindi il suo discorso era per decostruire la doppia esclusione di genere e di razza. Di genere e di razza, sì. Quindi è interessante però la conclusione, che l'idea dello sterminio, dice lei, è rassicurante. Perché è più rassicurante perché nega l'esistenza della società meticcia e delle donne indigene nella costruzione del sud del Brasile, che così può sentirsi più bianco e più europeo delle altre zone del Brasile. In altre la società catarinense, qui diciamo che forse un po', diciamo, l'argomento è un po', come si dice quando, per amore della discussione, ma c'è una parola che diciamo, può accettare, se non giustificare, diciamo, un massacro di indigeni e il conseguente rapimento di bambini, ma non altrettanto ammette di far parte di una società meticcia. La società ufficiale, il discorso ufficiale, credo che questo sia vero, vuole mantenere fissi e intoccabili i confini simbolici su cui si presume e si vuole che la società catarinense e del sud del Brasile sia fondata. Questi confini quali sono? Li sappiamo, dividono la storia dalla natura. I bianchi sono vestiti, i bambini sono nudi. Il bello dal brutto, i canoni di bellezza ovviamente. Ci sono studi, Giulia sa perché ha studiato proprio i canoni di bellezza nel fine 800, in cui il canone della bellezza in Brasile è bianco, ha il colore bianco della pelle. Questo fine 800, primi 900. Quindi anche il canone della bellezza. Il pulito dallo sporco, il cristianesimo dal mondo che vive nelle tenebre, il progresso dalla arretratezza. Ma se fossimo in vena di decostruire un mito, cosa che, ripeto, io mi faccio delle domande più empiriche, diciamo, sulla foto, ma se fossimo in vena di decostruire un mito, potremmo dire che l'opposizione netta divide chi offre i prodotti della terra al dio mercato, siamo noi. Naturalmente sono un bianco anziano che parla a bianchi, in questo caso, cioè questa è la mia posizione. Chi offre i prodotti della terra al dio mercato e chi crede nella divinità della foresta. Ma io mi rendo conto che sto parlando da bianco a bianchi, perché assumo il nostro punto di vista. Io non so interpretare, né ho le competenze per farlo, posso interpretare il mio e dico che distruggere la foresta per fare dei prodotti da immettere nel mercato è questo. Cioè quindi parlo di un ambito, vedo le cose dall'interno di un ambito culturale che ho detto, un bianco che parla a bianchi e dall'Europa. Parlo della costruzione europea dell'altro e dell'altrove. Ripeto, non ho neanche le competenze per farlo, per illuminare l'altro angolo di visuale. Però ricordo un racconto di Heinrich Heine, che ci aiuta, sul ghetto di Francoforte. Lui dice che questo racconto, il ghetto di Francoforte ha due porte. Una si chiude dall'interno quando ci sono feste
ebraiche e una si chiude dall'esterno quando ci sono feste cristiane. Che questo, che credo, dica molto come se abbiamo anche confini, dovremmo sforzarci di vederlo da entrambe le parti. Quello che da una parte è interno e familiare, dall'altra potrebbe suonare esterno, ovviamente lo è, esotico, inquietante, e mettete voi i termini che potete sentire. Allora, concludo su questo, poi l'ultima parte. A me non interessano tanto i confini, cioè mi interessano i confini e diciamo decostruire eccetera, non è che esistono, lo so bene, come esistono. A me interesserebbe capire come gli individui si muovono al loro interno o negli interstizi tra i confini, che si creano in mezzo o attraverso, sapendo che le modalità di azione e di adattamento sono le più varie e sicuramente le più fantasiose di quello che noi possiamo immaginare o che io possa immaginare. Tanto più quanto vediamo le cose, come ho detto, non serve che ripeta, da lontano nel tempo e nello spazio. Una cosa per chi studia storia, è appassionato alla storia, diciamo che in sostanza storia culturale, ottimo strumento conoscitivo, ma io preferisco i cacciavite e le brugole dell'indagine storico-sociale e delle scienze sociali. Quindi stiamo parlando dell'ideologia della frontiera. L'ideologia della frontiera che ha permeato l'emigrazione italiana e veneta nel lungo periodo. Cioè, tu non puoi promuovere una emigrazione, una colonizzazione se non hai dietro alle spalle o non puoi fornire un mito della frontiera. La gente non si muove se non hai idea di far fortuna, per esempio. A volte le cose vanno bene, a volte vanno male, ma è tutto compreso. Anche questo è compreso nell'ideologia della frontiera. Basta guardare il mito della frontiera nei film americani o nei racconti, nell'ideologia, nelle canzoni, quanto radicato, latitudinario questo mito possa essere. Io credo che anche nel Veneto, che è rimasta una regione di emigrazione fino al 1975, e adesso è ripresa, che pochi se ne accorgano, non sufficientemente ce ne accorgiamo da 10-15 anni, non so, anche secondo me ha prodotto una forte tradizione tradizione orale, di narrativa orale della frontiera. Io penso, tutti noi abbiamo parenti, no? In giro per il mondo abbiamo avuto, almeno quello della mia generazione. E credo che potremmo parlare avremo sotto mano racconti picareschi di questa immigrazione. Ne abbiamo. Differenza del mito americano. Io sono fermo però alla tradizione orale della frontiera che è sentita in famiglia, in casa, ma è quella della generazione che mi ha preceduto. Io non so come vivano i ragazzi che si sono mossi negli ultimi 15 anni, che tradizione orale, se hanno, di questo tipo. Quello che posso dire io è che nel mito il protagonista della letteratura americana di frontiera disprezza le convenzioni sociali e sente come una minaccia il rumore dell'ascia, che indica l'avanzata e l'affermarsi della colonizzazione. Battellieri, guide, sapete quei bei film dei moicani, quelle robe là. Questi aprono nuove piste e fuggono quando avanzano i coloni, perché sanno che annunciano la fine del loro mondo. I pionieri esaltati nel Veneto sono i coloni. Il rumore preferito è quello dell'ascia. I valori affermati sono la famiglia, il lavoro, la terra, la casa in proprietà. Un certo rispetto per la Chiesa. Quindi ci sono diversi tipi di frontiera, naturalmente. C'è la frontiera militare, avamposti, quella estrattiva, miniere, che lascia intorno, non ha interesse a distruggere i villaggi, ma quella che si sa essere la più violenta è la frontiera agricola, perché non lascia tracce di vita che non siano in grado di adattarsi. È la frontiera di cui stiamo parlando. Allora, analizzando, finisco con una 10 minuti.
vorrei finire con un personaggio e lo introduco così. Dunque io ho scritto, lo diceva Matteo, un libro sulla rivoluzione del 48 a Venezia. Sempre CR, che ringrazio per accettare di pubblicare i miei libri. Allora, lì dicevo di non essere interessato a decostruire gli stereotipi nazionali, cioè l'immagine del tedesco nella cultura italiana, o del greco, dei greci nel filo-ellenismo. Benissimo, cioè non è che l'ho fatto, lo si fa, è molto interessante l'immagine dell'odalisca e delle donne orientali rispetto a quelle greche, che sono un esempio di virtù, diciamo. Ecco. Ci sono molti studi su questo, ma io invece ho voluto osservare i rapporti tra vicini di casa. Perché prima di essere un programma politico, il nazionalismo è quello che io ho chiamato e chiamo una tonalità della vita quotidiana. E questo, scrivevo nel libro, mi ha spinto a cogliere il brusio della strada più che la liturgia dell'assemblea. Eccolo qua, le storie individuali e le relazioni interpersonali più che gli scontri di cultura. Ecco, quello che oggi tutti chiamano scontri di civiltà non fanno per me, perché hanno una forza di mobilitazione collettiva che mi fa paura. Tutto qua. Che cosa mi interessa? Faccio un esempio di questo, venendo al nostro tema, e parlerò di un uomo e di una donna, di un uomo e di una donna che avrebbe incontrato nella sua vita. Anticipo che lui è un indio botocudo e lei viene da Cremona. Allora, antefatto, in questo anno che pare sia stata fatta questa fotografia, tra l'altro il libro cerco di dimostrare che, no, perché se qualcuno lo volesse leggere, essendo un giallo non posso dire, ma mi occupo della critica che è stata fatta, no della critica, dell'analisi che è stata fatta, che dice questo è un fotomontaggio, non è vera, è un fotomontaggio, i bambini sono stati messi là, eccetera. E io cercando aiuto tra persone che hanno studiato storia della fotografia e conoscono come si faceva, mi hanno mostrato le macchine fotografiche dell'epoca, come si stampava, eccetera, mi sono fatto un'idea e sono arrivato a una conclusione. Vabbè. Allora, nel 94, quando 1800, quando probabilmente avviene, cioè quando avviene, no, avviene perché vedremo poi il lato di battesimo, portano a Monsignor Topp. Chi è questo Monsignor Topp? È uno di Münster, tedesco, che segue l'emigrazione tedesca in Santa Catarina. Si chiama Franz Topp, con 2 P, Franz Topp. Li portano a questo sacerdote che è a Tubarão, è nella cittadina sotto, non è in mezzo alla foresta, è da dove poi cominciano, c'è una ferrovia, poi insomma, ci si addentra nella zona di colonizzazione. Portano un bambino indio che poteva avere 8-9 anni, lo battezza, lui lo battezza e gli fa da padrino assieme a un altro signore tedesco, suo vicino, che faceva l'avvocato. Allora, con il battesimo, il bambino, come si chiama il bambino? Chi lo sa? È stato rapito alla foresta, come si fa? Gli danno 3 nomi: Francisco, che è Franz Topp, Francisco; Afonso, l'altro padrino, si chiamava Afonso, un brasiliano; e Arasari. Arasari è scritto in molti modi, perché poi era fatto orecchio, ma insomma è il termine con il quale pare fosse chiamata una specie di pappagallo. Allora, i 3 nomi significano la vittoria della cultura, della civiltà e del cristianesimo sull'individuo, sulla natura selvaggia, che però rimane un po' nel sottofondo, come dice il terzo nome. Il fondo delle origini biologiche dell'individuo e della sua razza e del Brasile. Tenete conto che questi sono tedeschi, di origine tedesca. Poco dopo padre Topp adotta legalmente il padrino, cioè c'è una procedura di adozione legale, e questa volta lo chiama in modo diverso, lo chiama Francisco Xavier, perché lui si chiamava Franz Xavier, Francesco Saverio. Allora,
L'anno dopo arriva a Münster un gruppetto di suore tedesche che lui era andato in Germania, ce l'aveva portate, aprono un collegio, prendono il bambino, poi lo mandano a studiare nella regione di colonizzazione tedesca in una scuola, poi sempre dai francescani tedeschi, sempre nel nord di Santa Caterina. Lì lui parla tedesco. Questa è la sua lingua. Arriva un viaggiatore in questo collegio di francescani tedesco che vuole dimostrare che i tedeschi si fanno onore in Germania, in Brasile. Gli chiede come si chiama e lui rispose Francisco Cogon Top. Cogon è il nome suo, è la prima volta che lo incontriamo, il nome suo dato dai suoi genitori, non so come si usava, chi desse i nomi in questi popoli. Figlio di un capo, e gli dice anche il nome del padre. Il viaggiatore gli fece una foto che noi abbiamo e la pubblicò nel libro. Eccola qua. È un giovane, avrà 15-16 anni, poi non ho fatto i conti, ha un panciotto, è uno studioso, diciamo così, è uno studente, ha gli occhiali, eccetera. Allora, poi lo mandarono in un seminario gesuitico in Rio Grande do Sul, vi ho detto la regione sotto. Allora lì, oltre al tedesco, impara il portoghese, oltre al latino, perché è un seminario. Come mai è lì, gli chiedono? E in seminario, ho visto dei ricordi dei suoi colleghi, un ricordo, che dice che lui era lì perché era stato fatto prigioniero nel corso di un assalto che i Botocudo avevano fatto alla colonia. Quindi lui viene accolto così e si pensa di lui così. Che cosa lui pensasse tra sé e sé, non lo so. Comunque la colpa era rovesciata sui Botocudo, su di lui cioè, sulla sua famiglia. Lui doveva adattarsi a questa versione, ma tra sé e sé? Nel 1907, quindi nel 94 lo portano che aveva 8 anni, fate un po' i conti, molti giornali brasiliani dicono che questo Francisco Top sta andando a Roma per diventare prete del Pio Collegio Americano, fondato da relativamente poco, per tornare indietro e convertire i selvaggi. E qui perdiamo le tracce, nei documenti, nei giornali, perdiamo le tracce, perché la signora, la perpetua, diciamo, racconterà negli anni 50 a un antropologo che questo Francisco Top si era imbarcato, si era imbarcato, ma nel vapore sull'Atlantico aveva conosciuto una gauscia, una figlia di un fazendiero ricco del Rio Grande do Sul, e quindi aveva lasciato tutto e si era sposato con questa. Lei lo diceva, era ancora arrabbiata, diciamo. Non lo aveva più visto da allora, ma gli sembrava che avesse tradito tutto quello che Monsignor Top aveva fatto per lui. Aveva tradito il suo benefattore. Come andarono le cose? Dunque si sa che il giovane arrivò nel porto di Amburgo. Si sa, non è un'occasione fortunata, tu cerchi mesi, anni di sta roba, finché trovi un giornale pubblicato non so dove, in Slovenia, in Austria, non so, un giornale tedesco che dice, che riporta la notizia, insomma. Cioè un giornalista lo va a incontrare, perché lui da Amburgo va nel paese, vicino a Münster, nel paese del suo benefattore. E lì naturalmente arriva il giornalista e fa il pezzo di colore, il Botocudo che ha studiato, che va a fare il prete, eccetera. Fin qua lui doveva ancora andare a Roma, perché si capisce, gli chiede come si chiama, Franz Top, dice, non Francisco, Franz Top. Perché era vestito come un bianco? Perché i suoi avevano assaltato la colonia e benevolmente i bianchi l'avevano accolto. Era quello che il suo interlocutore voleva sentire? Penso di sì. Il giovane
Franz Top sentiva che quello era l'unico modo per poter essere accolto dai bianchi, riconoscere la colpa. Insomma, non trovo più notizie di lui per 4 anni. Poi trovo un trafiletto, dirige la costruzione di un ponte nel Rio Grande do Sul. Poi lo trovo in un elenco di maestri elementari, sempre nel Rio Grande do Sul, finché trovo un commento in un sito web in cui un signore, commentando un pezzo di una biografia di Monsignor Top, su Monsignor Top, dice: ma come? Ma questo che stanno parlando, questo indio, era mio nonno, dice lui, mio nonno materno. Ma dice, era un Guarani? Dovete sapere che la grande differenza in Brasile è tra Guarani, che sono gli indios mansos per eccellenza, cioè gli indios civilizzati, sono quelli di Mission, del film, dagli altri. Quindi Guarani sono civilizzati nella coscienza brasiliana dal 600. Dai gesuiti, dalle missioni, dalle riduzioni, eccetera. E dice no, questo era un Guarani che aveva sposato un'italiana di nome Rachele Cassiamani. Insomma, con quel cognome Cassiamani, dopo una lunga ricerca, trovo che la moglie di Francisco Top si chiamava non Rachele Cassiamani, ma Ines Rosalia Cacciamani, nata a Pieve San Giacomo in provincia di Cremona nel 1888. È relativamente facile trovare i nomi delle famiglie che si imbarcano, perché c'è un sito molto ben fatto di tutti quelli che sbarcano a San Paolo e anche in parte a Rio, ma San Paolo senz'altro l'ospederia. Insomma, cerca, è ben fatto, ho trovato che i Cacciamani si imbarcano da Genova nel 1891. Quando si sposarono, non so, complicatissimo, perché devi cercare, se poi casomai dirò, se non sai la parrocchia, come fai a trovare, diventi matto a trovare un certificato che non sai. Immagino la zona è quella del Rio Grande do Sul, perché poi lui anche muore nel Rio Grande do Sul, però ho trovato il certificato di morte, che è interessante, che adesso mostrerò. No, questo è il certificato, è il atto di battesimo. Francisco Afonso Arasarin, figlio di un bugre. Bugre è un nome spregiativo per dire indio, e i cacciatori di indios si chiamano bugreiros, cacciatori di indios. Quindi questo Francisco, figlio di un bugre, Alfonso Dörfingler e Franz Top, questi sono i due Nostra Signora da Pietà della Chiesa. Quindi io mi sono fatto tutti questi elenchi che si trovano online, sperando girandomeli per le notti per anni, finché ho trovato questo. Non è, cioè devi avere una mania come ho io, però oltre a una mania sei agevolato dal fatto che tutti hanno un nome, i genitori, e quindi scorrendo partivo dai genitori. Partendo dai genitori si arriva facilmente. Ho isolato i bugler, ne ho trovati 9, mi pare, 8-9 in questi anni. Finisco. Così nel 4 novembre 1942, una delle poche date certe della sua vita, morì Francisco Aracari, come è scritto Top. Tra sé e sé Cogon, figlio di Monian. Per i padrini di battesimo Francisco Afonso Aracari. Nomi che esprimevano l'auspicio che il piccolo indio diventasse un bianco. Per il padre adottivo Francisco Xavier Top, con tutte le aspettative che il nome portava con sé. Nelle scuole tedesche, in Germania, Franz Top. Per gli amici di padre Top, per i colleghi di seminario, un orfano, senza famiglia, accolto benevolmente dai bianchi, dopo un assalto di Botocudo e della sua famiglia a una colonia. Per la moglie, non so dire. Per i nipoti, un Guarani, cioè un indio civilizzato da sempre. In punto di morte, vediamo se si vede, è un bianco, perché nel certificato di morte bisognava scrivere colore, e scrive bianco,
che sta a indicare nella consuetudine brasiliana, diciamo, è un riconoscimento del livello sociale a cui è arrivato. Cioè bianco è un livello sociale prima che essere razziale, diciamo. Vediamo se lo vedo, dove è scritto bianco. Quinta riga è quello? Questo? Branco, eccolo qua. Branca, pelle bianca, colore bianco, insomma, razza, quello che è, bianca, branca, sì. Infatti mi sono molto stupito poi, immaginando che, insomma, viene scritto che è ingegnere qua, insomma, doveva aver seguito anche dei lavori pubblici, il ponte c'è ancora e sta in piedi, perché in YouTube c'è una macchina traballante che passa così e sotto si vede a strapiombo questo fiume fangoso che passa. Rio Pinheirino, qualcosa del genere, ma l'ho scritto. Si trova in YouTube e anche messo la nota, perché ha delle arcate potenti di legno. Vabbè, che cosa finisco per dire? Sì, insomma, vale per lui quello che Nathan Wachtel e Giovanni Levi hanno notato per gli ebrei marrani convertiti a forza, in cui si trova una verità nascosta, una fedeltà segreta, in altre parole, il senso di una intimità dolorosa. Concludo dicendo che sono queste le cose a cui guardare quando parliamo di confini e soprattutto di scontri, di culture e di civiltà. Grazie per la presenza. Grazie davvero Piero Brunello, e si intuisce anche un po' forse il motivo per cui inizialmente c'era l'intento da parte mia di fare questo incontro come il primo della serie, perché credo che oltre ad averci condotto dentro una questione sulla quale adesso potremo un po' confrontarci con il nostro ospite, ha posto anche alcune questioni di metodo rispetto al tema dei nostri incontri, che è appunto quello dei confini, non confini, sì, no, come decifrarli, come interpretarli, si attraversano, tengono botta, esistono, non esistono, ecco. Come d'abitudine, prima di ogni cosa, io chiedo a voi se ci sono delle domande o delle osservazioni o delle considerazioni da fare. Seminario no. Perché lui risulta aver fatto sia, lui passa la professione che gli danno alla fine è ingegnere agronomo. Ingegnere agronomo come professione finale. Però prima, quando era giovane, faceva il maestro. Penso che sì, è tipo un capomastro, direi così. Non studi formali su questo, di questo è sicuro. Però c'è una cosa che a un certo punto c'è una notizia, poco dopo il 1907, cioè 1907, cioè dopo il viaggio al Pio Collegio americano, dove di sicuro non è arrivato, perché ho chiesto all'archivista del Pio Collegio americano, non risulta nessuna iscrizione con questo nome, quindi lui non è mai arrivato a Roma. Che cosa sia successo dalla Westfalia, dove lui va in questo paese del benefattore, e Genova, da cui ma potrebbe essere anche tornato ad Amburgo e tornare indietro, e aver trovato lei il Rio Grande do Sul, questo io penso. Però no, lì appunto le dicevo che ci sono notizie in cui lui si sarebbe faceva parte di questo servizio di protezione aos indios, servizio di protezione agli indios, che era stato lì da poco e doveva aiutare gli indios che vivevano nelle riserve, perché avevano pensato alle riserve, eccetera. Lui parte per portare sementi, attrezzi, eccetera. Però io ho parlato con studiosi di questo, non risulta neanche. Quindi questi sono, quindi non so, però escluderei che avesse fatto degli studi tipo scientifico, diciamo, o tecnico, scusate. Io vorrei tornare all'aspetto più di base del suo discorso, non sul caso specifico. E il suo argomentare è molto stimolante, quasi provocatorio, e mi ha provocato due domande. Sì. La prima
prima è, ma lei pensa che la rivoluzione agricola, quella che ha fatto l'Homo sapiens, sia sempre significativamente, come dice lei, per andare a conquistare e per fare mercato dopo? Perché in fondo l'uomo ha deforestato per mangiare, prima di tutto, e poi anche per sviluppare la cultura. Seconda domanda, contemporaneamente gli italiani andavano nel Nord America e la posizione era totalmente opposta, erano dei perseguitati, perché lei sa bene che Ellis Island dicevano bianchi, neri, e questi non sappiamo neanche di che colore sono, e avevano inventato il colore oliva, che era il colore degli italiani, e lì non c'era nessuna tendenza ad andare a conquistare, a imporsi. Siamo lo stesso popolo, però, non è che è molto diverso. Forse erano più siciliani perché andavano in America. Mi sembra che sia più urbana negli Stati Uniti e più agricola le migrazioni nel sud del Brasile. Non per scelta, è perché i promotori dell'emigrazione e della colonizzazione volevano europei che non fossero meridionali, famiglie, e quindi trentini, sì, veneti, friulani, sì, no. Quindi è già una scelta questa di... Diciamo che i promotori volevano rendere bianco e mettere a cultura il terreno. Allora, l'agricoltura serve per mangiare, sì, tanto mangiare chi mangia, ma non è solo questo. Ci sono molti studi sul fatto che la distruzione della foresta non sia conveniente dal punto di vista proprio economico, nel senso che quando l'humus è così superficiale, diciamo, si dilava così facilmente, che quando hai terreni che si dilavano, che si dilavano, hai dei problemi serissimi, per esempio di desertificazione. E secondo, oltre alla desertificazione, è anche da tenere presente questi serissimi problemi ambientali, per cui si è visto, non so, chi segue le vicende di San Paolo, mesi di siccità e di inquinamento. Quindi voglio dire che bisognerebbe calcolare i costi ambientali dentro i costi economici. Se si fa così, forse il mio discorso può essere, cioè, si sostiene meglio, insomma. Faccio questo esempio anche che è interessante, dire che cosa è il mercato. Allora, diciamo, un popolo che non conosce l'acciaio e il ferro, e che io ho fatto il conto nel primo libro, perché no, ho fatto il conto, ho studiato quanto tempo ci impiegano due persone grandi e grosse, due uomini a buttare giù un albero con l'accetta di pietra, e poi quando arriva l'accetta di ferro, diciamo. Allora uno dice, ci mette, adesso dico a caso, non mi ricordo, passare tanti anni sopra, ma fa conto che due persone ci mettono 10 giorni, 15 giorni buttano giù un albero, mettiamo, e poi ne mettono due, sempre a caso, con l'accetta di ferro. Allora inizialmente con 2 giorni buttano giù un albero e poi stanno 10 giorni a riposarsi, sì, solo inizialmente, perché così facevano, ma poi l'Ascia impone le sue regole, invece di buttare giù un albero ogni 15 giorni, ne butti giù 6, cioè veramente cambia anche la... All'inizio i bianchi non capivano perché con l'accetta di ferro buttavano giù un albero e poi il resto si riposava, ma come? Dovete buttare ancora, no? Questo succede, l'accetta impone le sue regole, che sono regole economiche, diciamo che... No, credo sia molto, invece, ecco, per quanto mi riguarda invece è partito proprio da qui, diciamo negli anni '80, avevano ammazzato Chico Mendes, mi pare si chiamasse, che era un difensore negli anni '80, difensore forse, non so se di Siringueiros, insomma, proprio che vivono nella foresta, insomma, così. Non indio. Così ho seguito molto questa faccenda, quindi all'origine di questo c'è anche questo senso, diciamo, su questioni ambientali, diciamo così. L'aspetto della differenza tra il Nord America e il Sud America, a parte la scelta
dei popoli, dei paesi. Sì, no, credo che le migrazioni in America la avessero nelle città. Ma non è anche una questione antropologica. In Nord America erano degli extraeuropei che ricevevano degli europei. In Sud America erano degli indios che No, la classe dirigente era di origine si sentiva europea, portoghese. La classe dirigente bianca in Brasile, nel sud del Brasile, loro volevano fare come gli Stati Uniti. Nelle discussioni è molto evidente questo. Anche per esempio il rapporto con gli indios imparavano dagli Stati Uniti. Diciamo Custer, magnifico, l'indio buono è quello morto, no? Lo vedi nei giornali brasiliani. Quindi loro cercano di fare come avevano fatto prima, perché le guerre indiane, chiamiamole così, in Brasile precedono queste nostre storie, seppur di poco, e si ponevano come modello. No, sono popolazioni bianche, la classe dirigente, che vogliono chiaramente rendere bianco il sud del Brasile. Hanno proprio, lo dicono questo. Si deve tener conto che nel 1888 venne abolita legalmente la schiavitù, quindi fino al 1888 il lavoro in Brasile è pensato come schiavile, servile, diciamo, poi gli schiavi vengono sostituiti dai bianchi, dai coloni bianchi, o nelle foreste o nelle piantagioni di caffè. Le piantagioni di caffè sostituiscono veramente i coloni italiani. Io non ho mai studiato di prima mano sta roba, però quelli che ho studiato io vanno nelle foreste, ma sono tutti quelli che vanno nelle piantagioni di caffè, questi più o meno sostituiscono gli schiavi precedenti. Perché anche per un ultimo motivo, costa meno un salariato bianco di un nero africano, così tanto non potevano più andare in Africa a prenderseli. Ma sono tutte queste discussioni, sono pubbliche, sembrano un po' ciniche, ma sembrano così, diciamo, ma guarda che costa meno un salariato bianco, lavora di più, rende di più, non deve mica mantenere la famiglia. Ma il nero allora perché il nero costa di più? Il bianco costa di più, tanto non lo trovavi più, e poi devi mantenerli. E poi calcolavano che lavorasse meno. Sono discussioni che la classe dirigente dei giornali la fa esplicitamente in questi termini. Quindi esiste questa differenza che l'uomo europeo è più lavorativo che quello africano? Probabilmente, non so se lavora più quello africano. Noi abbiamo alle spalle un'etica del lavoro, che ti raccomando, e che è aumentata e che progressivamente, senta, mio papà faceva l'operaio e mia nonna era di Mezzana, di Collato. Io ero piccola e mio papà andava in fabbrica con la pioggia e mia nonna diceva: ma perché vai via con la pioggia? Perché ti muovi? Abituata al lavoro contadino. Allora voglio dire che l'etica del lavoro è sì lunghissima, ma deve aver avuto una bella pettinata, un'accelerata negli anni nostri, diciamo così. Un'etica del lavoro, sì, chiaramente, è studiata, l'orologio, queste robe, sì, è un'etica. Tenga conto poi che gli indios, che queste discussioni, gli indios muoiono ma non si mettono a lavorare. Questi qua sono scomparsi. Allora, l'indio è proprio quello nativo brasiliano, no? Non fa un lavoro dipendente servile. Proprio non ha quella psicologia così. Non lo so. Cioè, ma adesso, diciamo, quelle famiglie che erano lì, quelli europei, penso che avevano pure avuto maggiordomo, servitori indios, penso, oppure no? Perché normalmente abbiamo... Non lo so, io la società schiavista non conosco, che non è di questa zona. Io quello che posso vedere è che, ecco, per esempio, una cosa interessante, diciamo che tutte le immagini, le stampe, le litografie mostrano tutti i servitori neri, in Bahia, nelle altre regioni che conosco, sono molti disegnatori, eccetera. Però, per esempio, in questa società nostra, che si pensa bianca, io per esempio fino al 1888 trovo dei registri di battesimo solo per gli schiavi, perché fino al 1888 sono schiavi legalmente e i parroci avevano un registro specifico di battesimo per i neri. Dopo il 1888 rientrano
insieme ai bianchi, lo si vede dai nomi, da tante cose. Quindi cosa significa? Che significa che c'è una manodopera nera, di origine africana, già anche negli anni della colonizzazione, cosa che di solito non viene studiata, però la si trova perché i governi li mettono ad aprire strade. Cioè prima della colonizzazione c'è un lavoro enorme cioè bisogna mandare qualcuno a fare delle mappe, grosso modo, qui c'è un fiume, qui c'è una roba, fanno dei disegni così, non so se avete mai visto, prendono una mappa, fanno dei disegni perpendicolari così, di tot 450 metri, non mi ricordo, di lato, così, e poi quindi poi ci sono i lavori di apertura di strade, eccetera. Questo è pieno adesso è molto più studiata, ma per tanto tempo tutti pensavano che il lavoro è bianco o non lo è. Io ho visto le immagini di questi veneti qui, che negli anni 800 andavano lì, no? E allora scendevano dove il porto, poi partivano con i carri, a 2 volte che erano tali e quali come quelli del Nord America che si vedono nei film, no? Sai? C'erano vuoi davanti e carro. Sì. E questo credo che in Brasile, almeno in Santa Caterina, fosse peggio perché le ruote sono piene. Sono piene. Don Marzano, proprio un dei suoi libri, Don Marzano viaggia con uno, tra l'altro, che è un fotografo e che poi alla fine ho scoperto che è quello che ha seguito più tardi, seguirà una spedizione archeologica in Egitto. È quello che fa il modello della tomba di Nefertari o Nefertiti, come si dice, attualmente potete vedere al Museo di Torino. Era uno che doveva sapere lavorare con le mani, è proprio bravo. E lui fa il fotografo, si era fatto lui la macchina fotografica. Questo per me è interessante perché volevo capire anche chi poteva essere all'origine di queste fotografie, se sono fotografi eccetera. Sì, sì. Comunque, società bianca, lavoro prima da schiavi e poi servile, senz'altro nero. Non che io abbia visto lavoro servile di indios, se non questi che Monsignor Badessar dice davano una mano alla famiglia, non davano grappa, ma è una roba diciamo dipendente. Bene, io a questo punto ringrazio ancora Piero Brunello per questo incontro particolarmente apprezzato e vi saluto nel senso che la settimana prossima non ci sarà il nostro appuntamento, si riprende credo il 13 novembre, se la memoria non mi tradisce. Parleremo di Adriatico e di quel confine lì, ecco, con Eginio Ivetic, e approfitto per un messaggio promozionale dicendovi di stare all'occhio, nel senso che uscirà a giorni proprio la comunicazione relativa a una mostra che inaugureremo in Museo Casa Giorgione il 14 novembre dal titolo Contagio, le carte della peste e la pandemia, che è una mostra che occuperà i 3 piani del museo con oltre 90 documenti del nostro archivio storico, dipinti, iconografia, un allestimento veramente particolare, vedrete, estremamente interessante, ed è una mostra che ci ha molto coinvolto appunto dal punto di vista organizzativo in questi ultimi mesi. E quindi state attenti, guardate sui social, ricevete la newsletter e dal 14 questa mostra si potrà vedere. Detto questo, ringrazio ancora Brunello, ringrazio ancora voi, ringrazio le persone che ci hanno seguito in streaming e ci vediamo il 13 novembre con la prima puntata del terzo ciclo di questi incontri. Grazie ancora. Il libro è